È un brivido rosa quello che ha attraversato l'intera Alta Marca, con un pubblico capace di grandi slanci ed emozioni. All'indomani della Treviso-Nova Gorica anche la 15ª tappa ha parlato veneto, con la Fiume Veneto Asiago, decine di migliaia le presenze solo nella fascia pedemontana, attesissima la salita di Cadelpoggio, ormai un classico. Basterebbe guardare qui, c'è Cadelpoggio, oggi avrà almeno 20.000 persone, stiamo attendendo per l'8ª volta il passaggio del Giro a Cadelpoggio e ormai questo è un muro iconico non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Cadelpoggio che potrebbe diventare partenza o arrivo di tappa, lo stesso Zaia gioca a carte scoperte. Noi stiamo sempre lavorando, mi incontrerò con Mauro Vegni come tutti gli anni, direttore del Giro, uomo di RCS, mi incontrerò il 9 luglio, abbiamo già fissato la data. Lì cercheremo di capire quali saranno gli ingressi in Veneto da parte delle altre regioni e dopodiché pianificheremo ovviamente le tappe del prossimo anno, quindi non escludo che si possa pensare anche a questo. Ad accogliere il Giro interi paesi e vie tirati a lucido anche da cittadini e volontari, da Pederobba, qui le immagini del passaggio, a Refrontolo, dove è scesa in campo pure l'associazione dei Fanti. Per noi è una giornata di festa perché il paese si ferma. È vero, c'è un piccolo disagio perché non si può correre in auto, ma questo va visto anche come possibilità di camminare per le strade tranquilli, incontrarsi, fare due chiacchiere. Pura e semplice emozione anche a Crocetta del Montello. È una festa perché soprattutto volevamo anche gratificare il nostro paese, Crocetta del Montello, dove storicamente è nata l'azienda, dove è la sede amministrativa, e l'occasione era troppo ghiotta. Siamo riusciti, assieme alla collaborazione con RCS e Gazzetta, a fare questa piccola deviazione di 3 km e 500 metri e farli passare per il centro del paese, e quindi è stato veramente una bella cosa per noi e per tutta la cittadinanza. Ci sono i momenti prima, i momenti dopo, adesso c'è la convivialità come prima, va bene così. È intrinseco nel Giro fare le cose così velocemente, è bello anche per quello. La stanno trattando come fosse l'evento dell'anno, cioè complimenti, perché è la festa del territorio sicuramente. In contemporanea il Giro E, con le bici elettriche che ha visto correre diversi amministratori dell'ANCI, e così a Fonzaso è arrivato anche il sindaco di Cessalto. Siamo qui in un bellissimo territorio del Bellunese a promuovere il nostro territorio, e la mia presenza è anche per ringraziare l'amministrazione di Fonzaso per l'invito. Un Giro che continua a unire intere generazioni al di là dei paesi e delle tifoserie. Guardiamo il Giro e basta. Siamo tifosi del Giro. Abito proprio qua. Contenti di questa festa? Certo, almeno si vede un po' di gente. Aspetto il Giro con i cagnolini. Anche con il fiocco. Anche con il fiocco rosa.